Sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Nella puntata precedente. Non so cosa stia succedendo. Credo si tratti della furia del cinghiale sacro. Ah, che succede? Ma mi sono uscite le tette! Sapevo che non dovevo mangiare quelle bruschette velenose, cavolo! Per colpa di quelle bruschette selvatiche ho perso conoscenza, ho perso lo zainetto e mi sono uscite queste tette! Maledizione, non ci voleva! Da questa parte il cammino è chiuso, farò il giro! Ti farò trovare io il tuo zainetto, ma con un telefono bomba. Brutto idiota. Poi toccherà a quell'idiota che ha lanciato il lanciabiassedere. Non riesco più a trovare il mio zainetto, chissà dove è finito! L'unica cosa che mi resterà da fare è fabbricarne uno. Ora penserò a qualcosa che potrei fare. Credo che da questi alberi o questi pezzi di rami potrei distruggerli per fabbricare uno zainetto. Ora proviamo, vediamo un po' cosa riusciamo con questo tronco. Ma il mio zainetto! Wow, fantastico! Ho trovato un cellulare! Ah, che bello! Adesso posso fare gli auguri di Natale a casa, vediamo se prende. Questi marchingegni del diavolo non funzionano mai, erano meglio i segnali di fumo. Noi delle forze speciali usavamo bere l'acqua putrida degli animali per poter guarire dalle infezioni dei cibi selvatici che mangiamo. Quest'acqua contiene dei cromosomi che possono compattire col nostro organismo e salvarci. Proviamo. Ah, non vi nego che fa proprio schifo. L'acqua putrida ha funzionato, guardate, si sono sgonfiate le tette, meno male, nessun effetto collaterale, andiamo. Ora, con le mie abilità, costruirò una cucina da campo da questa pianta di cacca verde. Questa è la formula base di una cucina da campo e comprende un cuoco e un ospite. Ok. Mi ricordo quando ero in missione Russia di aver costruito da delle semplici bacche e cacca di zgvgnu un distillatore di grappa. Ah, che bella mangiata! Però purtroppo è tutto franato. Come faccio ad andare su per il vulcano? Non so. Mi è venuta un'idea. Proverò a tornare indietro per vedere se troviamo un'altra strada. Non sono sicuro che il vulcano si trovi al di sopra di questa montagna. L'unica cosa da fare è tornare sui miei passi e cercare un punto di visuale migliore. Signore, scusi, sta bene? Cosa gli è successo? Ha l'aria di una persona che ha fumato troppo. Fumare fa male, lo sapete, no? Scusi, posso prendere quel binocolo? Mi serve solo un attimo. Grazie, glielo torno subito. Wow, fantastico ragazzi, possiamo andare a vedere dov'è il vulcano, yeah! Non vedo l'ora. Che mal di pancia quella cucina da campo. Ah, cavolo, mi sono liberato. Vedo solo un paese, ma non c'è traccia del vulcano.
Ora proverò a azionare questa rotella, non so che cosa serva, ma sicuramente ci aiuterà a vedere meglio. Abbiamo appena trovato il vulcano! Ora il vulcano verrà da noi! Il vulcano l'abbiamo trovato! Si può dire che la missione è completata, peccato che non abbiamo trovato la lava. Ora, nell'attesa che arrivi l'elicottero, ci voleva una bacca fumabile da una pianta del Caucaso. Ah, guardate ragazzi, ce n'è proprio una! Vediamo se c'è la bacca. Fantastico! Eccone una! Perfetto! Almeno non penserò al fatto che non ho trovato la lava. Ora proverò a accendere la bacca con queste pietre focaie. Ah, queste dannate pietre focaie non focheggiano. Meglio buttarle. Dannazione, non sono pietre focaie, sono pietre trapano. Quasi quasi la prossima volta farò proiettili a martelletto. È perfetto ragazzi, missione compiuta, ora preleveremo un po' di lava e accenderò questa bacca fumabile. Ora ci verrà a prendere il nostro elicottero proprio là, andiamo ragazzi. Ma che cavolo, stai attento, come guidi? Attento, Wakao, dove vai? Maledizione, ma che cavolo di elicottero è? L'elicottero è caduto, però in compenso ho catturato un Wakao selvatico, che bello, ora l'addestrerò. Ma cavolo, stai fermo, non ti voglio fare male, Wakao. Aia, smettila. Quello era un Wakao selvatico e purtroppo sono difficili da domare, ci ho rinunciato. E adesso come cavolo torno a casa? Ora mi farò un giro, mi verrà in mente qualcosa. Ho trovato questo Corriere Bartolini, lo aiuterò a fare le consegne, poi mi porterà a casa! Ciao a tutti, ci vediamo nella prossima stagione! Presto!